Un incontro tra uno scienziato e un chirurgo prestato alla politica. Spiega così la sua presenza a Padova il viceministro alla salute Sileri al termine del saluto al professor Crisanti, nel giorno in cui il governatore Zaia annuncia una nuova ordinanza per frenare il rischio contagio. Io non andrei a guardare i dati giornalieri perché i dati giornalieri fluttuano e volevo dire anche vedere l'R con 0 che si modifica perché è stata trovata una catena di contagio in un focolaio preciso, è un focolaio e noi siamo qui per spegnerli i focolai, significa fare tanti tamponi, identificare i positivi, non i casi. Io avevo già da tempo detto che il futuro sarebbe stato caratterizzato da focolai. Io non sono preoccupato finché abbiamo la capacità di individuarli questi focolai e di spegnerli, e penso che stiamo seguendo passo passo la strada tracciata a Vo', cioè identificare il focolaio, testare tutti e isolare i positivi. La ricerca dei positivi deve continuare con l'obiettivo di isolarli e in caso di necessità creare delle zone rosse che possono essere limitate o no a seconda delle esigenze. Viceministro e scienziato concordano, come concordano sulla necessità di mantenere le regole di convivenza con il virus. Quello a cui dobbiamo abituarci, e per questo non dobbiamo abbassare la guardia, è mascherina, distanza, lavaggio delle mani, precauzioni. Io aggiungerei anche una quarta cosa: se hai dei sintomi chiama il tuo medico di base subito, chiuditi e chiama il tuo medico di base. Significa convivere con un virus che è fra noi, circola molto meno, e questo è evidente, e abituarci ai focolai e a queste variazioni che giornalmente purtroppo vengono comunicate, e dico purtroppo perché la maniera con cui vengono comunicate fa sembrare che vi sia chissà quale aumento. Il monitoraggio che stiamo facendo dirà nel tempo se queste progressive battaglie le stiamo vincendo tutte. Sul rischio assembramenti resta chiaro Andrea Crisanti. È chiaro che questi comportamenti che stanno assumendo adesso in qualche modo sfruttano la bassa trasmissione che c'è adesso e sfruttano le condizioni climatiche. Questi comportamenti però sicuramente a novembre e dicembre non saranno perdonati se c'è trasmissione. Ecco. Del resto il virus è ancora tra noi. Ieri è stato il picco più alto di trasmissione di casi al mondo. L'epidemia non è finita, l'Italia non sta in una bolla. Ecco, mettiamoci in testa questo.